Lodi, una nuova avventura come dirigente nel Catania, quali sono le emozioni del momento? Ma sono tante perché ho smesso e continuo a, diciamo, tra virgolette, difendere i colori del Catania sotto altre vesti, no? È un percorso per me nuovo, che parto dalla base zero, però sono consapevole che con l'aiuto di tutti possa crescere velocemente. Ci sono degli step da fare, io sono pronto e voglioso di proseguire questa nuova avventura nei miei lavori. Abbiamo capito che ti occuperai delle affiliazioni delle scuole calcio, no? Qualsiasi cosa che io mi possa fare per me è un motivo di crescita, no? Se l'affiliazione è affiliazione, non c'è problema. Io un percorso nuovo, facendo anche l'affiliazione, possa darmi in futuro un occhio di riguardo diverso, no? Sui ragazzi, perciò ci devo fare questo, se c'è da aiutare qualcuno io metterò a disposizione di tutto me stesso. E la domanda dei cittadini e dei tifosi, ma Ciccio Lodi che non si sentiva più, c'era un attimo di panico in città, dice: dove andrà Ciccio Lodi? Oggi che diamo questa bella notizia, qual è il sentimento? Cos'è che c'hai, che stai provando in questo momento? Ma gioia perché, come ho detto prima, continuerò nel Catania, soddisfazione perché poi ho lasciato, tra virgolette, vincendo il campionato e stando bene anche fisicamente, quindi per me è un motivo d'orgoglio, no? Non continuare in campo l'anno scorso e tirarmi dietro la zavorra delle gambe, quindi per me è stata una soddisfazione. Non si sentiva il nome perché giustamente noi abbiamo un grande Angelo Scatriti che non fa uscire niente, è giusto che facciamo le cose fatte bene, però io già sapevo il mio percorso, in tanti mi hanno cercato, mi hanno chiamato, però io ho fatto sempre il vago perché è giusto, ci sono delle regole da rispettare e quindi è giusto tenere e fare le cose come abbiamo fatto oggi.